Steven Bunn e John DeBrett erano membri fondatori dei Mother Earth, una band che negli anni 90 proprio ha caratterizzato tutta la scena, diciamo così, new jazz e acid jazz inglese. E recentemente si sono ritrovati e hanno fatto insieme BDQ Records. La cosa molto bella è che in questo album c'è una traccia, che è quella che abbiamo appena ascoltato, che si chiama Una notte a Conegliano, che è stata, diciamo così, o meglio ancora, facciamo un passo indietro. Vi ricordate quando allo Swing Bar a Conegliano c'è stato Steven Bunn che è venuto a suonare il DJ set? Certo. Eravate entrambi lì, no? C'eravamo tutti e due. Esatto. Quando Steven è venuto a visitarci a Conegliano è rimasto così impressionato dalla città che diceva: io vado a destra e a sinistra, ci sono DJ set, ci sono band, c'è musica ovunque vada, e ha avuto l'ispirazione per fare questa traccia. Da qui. E da qui il nome di quella canzone che abbiamo appena ascoltato è Una notte a Conegliano. Ma dai. È Una notte a Conegliano. Vi faccio vedere anche qui, ho già condiviso la copertina, diciamo così, per chi ci segue da remoto, però ecco, è una bella storia di fianco a questo, dietro a questo album, che si chiama Six Weeks in June. È appena stato, released, è appena stato lanciato. E noi importiamo le copie per l'Italia. Se volete una copia, chiaramente sono limited copies, però insomma è disponibile. Interessante. Esatto. Vedere se è scritta Conegliano su un disco. Una notte a Conegliano.